Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Le misure previste non sono sufficienti ma vanno nella giusta direzione. Siamo ottimisti per un ritrovato buonsenso. Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, commenta così la manovra del governo Meloni. Cuneo fiscale e reddito di cittadinanza tra i temi evidenziati dalla vicepresidente degli industriali friulani. Primo importante banco di prova per il governo guidato da Giorgia Meloni, la manovra economica. Come la valuta, come ritiene che le misure che sono state predisposte dall'esecutivo possano poi avere effetti positivi sul Paese? Allora, diciamo che il nostro ruolo di associazione di categoria tutela del sindacato delle imprese mi obbliga a dire che non è assolutamente sufficiente, ma dall'altra parte sono stati messi in campo degli argomenti che sono davvero interessanti, che vanno verso il buon senso e vanno verso ciò che noi abbiamo sempre richiesto. Parlo del cuneo fiscale, sicuramente non è ciò che ci serviva, ma intanto finalmente all'interno di una manovra di governo è entrato il discorso del cuneo fiscale in maniera molto limitata, ma il muro andava sfondato e ritengo questo un qualcosa di estremamente positivo. Non solo cuneo fiscale, anche il supporto al lavoro. Non basta con la sussidiarietà di chi un lavoro non lo vuole, di chi un lavoro non lo cerca e si accontenta di quello che era il precedente reddito di cittadinanza. I fragili, i deboli vanno tutelati ed è giusto che il reddito di cittadinanza esista soprattutto per loro, ma chi rifiuta la prima offerta di lavoro ragionevole allora non ha più diritto al reddito di cittadinanza e questo per noi è sacrosanto. Siamo molto soddisfatti di questo ritrovato buonsenso dopo certe manovre che sono andate più verso la ricerca di un consenso popolare che verso quello che è un vantaggio competitivo di lungo periodo. Parliamo anche della conferma delle manovre del credito d'imposta per gli energivori, manovra estremamente lungimirante del governo Draghi che è stata confermata perché ritenuta con altrettanta lungimiranza qualcosa di fondamentale. C'è un supporto alle famiglie che avrebbe potuto e avrebbe dovuto probabilmente essere maggiore, ma sappiamo benissimo che quando una coperta è corta da qualche parte qualcuno resta fuori, quindi giusto andare a specificare cosa manca. Non è corretto lamentarsi perché la direzione presa è quella giusta, continueremo a far sentire la voce delle imprese perché sono il vero motore che possono portare avanti nei momenti di difficoltà il nostro Paese. Però siamo ottimisti, diciamo così. Ed ora andiamo a Pordenone con il bilancio di fine anno della Questura, un anno che ha visto intensificarsi l'attività di prevenzione sul territorio. Vedo una città sicura, ha commentato il questore Luca Carrocci, che ha parlato anche di furti e di guida in stato d'ebbrezza. È stato un anno di intenso lavoro, abbiamo operato a 360 gradi, abbiamo fatto molte iniziative anche di informazione, di sensibilizzazione della cittadinanza contro le truffe nelle scuole e poi dopo abbiamo contenuto i reati che sono rimasti in linea con quelli dell'anno precedente e soprattutto abbiamo avuto un'impennata, come ho sottolineato già in altre sedi, del rilascio di passaporti che è stata veramente, abbiamo triplicato il numero di passaporti che sono stati rilasciati nell'anno in corso rispetto a quello precedente. Sostanze stupefacenti e guida sotto l'influenza di alcolici, com'è la situazione? Per la guida, le condotte di guida pericolose eravamo molto attenti, abbiamo fatto più servizi in collaborazione con le altre forze dell'ordine e con le polizie locali, proprio in quell'ottica di fare sistema dal punto di vista della sicurezza e anche l'uso di sostanze stupefacenti è un fenomeno che registriamo anche a Pordenone, non desta ancora
allarme come in altre realtà, ma ovviamente lo stiamo monitorando e laddove c'è la necessità lo colpiamo e reprimiamo quello che c'è da reprimere. Questione dei furti, l'ultimo mese e mezzo è stato un po' da bollino rosso, per non dire nero, in quasi tutta la regione, ma soprattutto anche la nostra provincia. Ci avviciniamo all'ultima notte dell'anno, ecco, qual è il suo auspicio, soprattutto come funzionerà il dispositivo di sicurezza? Sì, noi al di là del servizio di ordine pubblico per la festa in piazza che quest'anno riprenderà con un concerto, siamo presenti sul territorio in maniera più capillare possibile, proprio per evitare che malintenzionati possano effettuare dei furti in abitazione, di cui abbiamo avuto un'impennata, li abbiamo colpiti perché abbiamo arrestato diversi autori di furti, ma è un dato che anche questo ci fa stare molto attenti con molto allerta sul fenomeno. Che città vede? Ma io vedo una città dove si vive bene, perché ci lavoro come questore, ma la frequento anche fuori dall'attività lavorativa e vedo come sia una città viva, molto ordinata, molto regolata, e questo non può che farmi piacere. La cittadinanza, ripeto, la ringrazio ancora una volta perché dimostra una sensibilità nei confronti delle forze dell'ordine che è davvero da encomiare, perché ci chiamano sempre, ci avvisano sempre se c'è qualcosa che non va, e questo ovviamente ci agevola molto nella nostra attività e nel nostro lavoro. Ed ora ci spostiamo a Cormons, dove durante un incontro è stato delineato il futuro della discarica di Peccol dei Lupi. Commissario Palumbo, si giunge alla conclusione della vicenda di Peccol dei Lupi con una chiusura senza conferimenti, un risultato possibile grazie agli studi e alle indagini che avete svolto in questi mesi. Sì, arriveremo alla chiusura della discarica senza abbancare nuovi rifiuti, in quanto dalle indagini è emerso che questa era la migliore soluzione per la tutela dell'ambiente. Ecco, quale sarà il cronoprogramma previsto nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Allora, il cronoprogramma durerà 40 mesi per arrivare alla chiusura della discarica e alla sigillatura, dopodiché inizierà la fase di gestione post mortem che durerà 30 anni. Di rilievo appare lo spostamento della collina Brandolin che insiste sull'8-1, questo promontorio di rifiuti che sarà poi utilizzato per colmare il vuoto dell'8-2, il famoso laghetto. Ecco, adesso la gestione di fatto nel prossimo futuro sarà in mano totalmente a Isontina Ambiente per quanto riguarda la gestione trentennale post mortem, ma ecco, il suo ruolo da qui ai prossimi mesi quale sarà? Continuerà nella sua veste di commissario? No, allora la domanda bisognerebbe porla al Tribunale, perché adesso faremo una relazione finale dove comunicheremo al Tribunale che è stata emessa l'autorizzazione integrata ambientale dalla Regione e poi la parola passerà al Tribunale. Però il gestore è la Isontina Ambiente, la società che gestisce la discarica, e poi una società pubblica insomma, che hanno le carte in regola per gestire questa operazione. Sindaco, si chiude praticamente oggi una vicenda decennale con la spiegazione del perché si giunge a conclusione senza conferimento, ecco, un percorso che in questi anni vi ha visti protagonisti anche come comune. Qual è il vostro commento? Ma, prima di tutto dobbiamo dire che siamo molto contenti che si sia arrivata finalmente a una definizione tecnica di quella che sarà la futura chiusura della discarica. E la definizione tecnica prevederà lo spostamento della collina Brandolin all'interno dell'8-2 con conseguente riprofilamento dei bordi dell'8-2 senza apporto ulteriore di immondizia presso il sito della discarica di Peccol. Questo è reso possibile dagli esami che sono stati fatti e che sono stati presentati all'amministrazione nel mese di aprile da parte dell'amministratore Palumbo con i suoi tecnici, che prevedeva due criticità di fondo. La prima è che la collina Brandolin oggi dagli esami emerge essere troppo pesante per il sito in cui si trova e quindi necessita di essere trasferita all'interno dell'8-2, e soprattutto sono state fatte le carotature con profondità di 8 metri dove per la prima volta è stato certificato che i rifiuti ivi contenuti non saranno pericolosi per il loro spostamento dalla collina Brandolin appunto all'8-2. Da questo punto di vista quindi si innesta adesso un cronoprogramma che arriverà alla chiusura definitiva e tombale del sito, e l'amministrazione comunale, quale socio di Isontina Ambiente, che sarà l'ente gestore preposto a questo tipo di attività, naturalmente controllerà affinché ci sia rispetto di questo cronoprogramma nella miglior tutela e interesse dei cittadini. Claudio Bertos del comitato No Peccol, la chiusura senza conferimenti è anche una vostra vittoria.
Assolutamente sì, noi siamo contentissimi, per noi è una vittoria eccezionale, come segnalato anche dal dottor Palumbo, un momento storico. Finalmente possiamo dire che la salute di cittadini e ambiente è garantita. Noi eravamo contrari fin dal principio al conferimento dei rifiuti ed eravamo invece favorevoli fin dal principio per lo spostamento della collina Brandolin a copertura, diciamo, del buco. Questo è quello che sarà fatto oggi, adesso. Lucia Toros dell'opposizione consigliare, voi vi siete battuti da anni per la chiusura senza conferimenti, possiamo dire che il risultato è stato raggiunto. È stato raggiunto brillantemente grazie all'intervento del Tribunale e del commissario straordinario, il dottor Palumbo, che ha ribadito quanto già contenuto nel progetto di ISA Ambiente del 2015, cioè che la discarica di Pecola andava chiusa senza portare ulteriori rifiuti. E questa è una grande vittoria per la comunità cormonese, per la salute pubblica cormonese. L'unico rammarico che ho è che nel 2020, a febbraio del 2020, in sala civica, dove ci siamo trovati oggi per la conferenza stampa, il nostro sindaco abbia appoggiato invece una decisione diversa da quella che si concretizzerà a breve, per cui abbiamo perso tempo. Peccato per questo. Ora bisognerà vigilare su quelle che saranno le Insieme al procedure. il comitato no riapertura Pecola è stato secondo me uno degli elementi più importanti che ha sollecitato anche gli altri enti ad operare in maniera più attenta, diciamo così, sulla questione Pecol. Finalmente possiamo dire che noi seguiremo come opposizione, anche il Comitato continuerà a seguire le operazioni di chiusura definitiva e sono anche molto contenta della proposta che il commissario straordinario ha fatto di collocare sopra la riqualificata, diciamo così, discarica un parco fotovoltaico. Era la nostra idea più di 5 anni fa e che, lo dica anche il commissario straordinario, non va che a confortare quella che poteva essere un'ottima soluzione per questo sito che comunque rimarrà interdetto per i prossimi 30 anni. Noi monitoreremo che tutto quanto deciso dalla Regione insieme con il commissario straordinario venga eseguito, noi saremo sempre presenti a fianco del territorio e dei cittadini di Cormons. Piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, parleremo anche della partenza dei saldi nella nostra regione. Bentornati a Da Voi la Linea. Parliamo della stagione dei saldi. Nella nostra regione partirà il 5 gennaio, ma quali sono le aspettative dei consumatori? A chiederlo a Udine la nostra Isabella Gregorato, vediamo. Aspettative per quanto riguarda i saldi che cominceranno la prossima settimana. Le aspettative sono grandi, ecco, posso dire che veramente ogni anno noi aspettiamo i saldi perché le cose più, diciamo, prestigiose, sì, che non vanno comunque in sconto, si spera sempre in un 10%. Confidiamo molto sui saldi, sia io che mia figlia che là dietro che assentisce, ecco. E che dire, volete sapere che cosa? Sì, ecco, in particolare su cosa? Allora, sicuramente qualcosa per la casa, biancheria per la casa, sicuramente. E poi maglioncini. Abbigliamento, quindi in generale. Abbigliamento in generale. Ma in genere poi sono sempre disallineato con i saldi, quando vado a fare spese non ci sono i saldi e viceversa, quindi no, veramente è una cosa che non guardo. Diamo un'occhiata, abbiamo visto che nei negozi hanno già preparato tutto e probabilmente faremo un giro anche per i saldi. È conveniente, cioè aspettare Sì, questo periodo? No, aspetteremo e qualcosa senz'altro verrà acquistato, speriamo. Ha già adocchiato qualcosa? Sì, qualche affare perché ci sono delle cose che avevo già scelto e magari le ritroverò in saldo e allora ci penserò veramente. In realtà siamo venuti oggi, non aspettiamo i saldi. Sì, no. Più che altro perché dobbiamo studiare noi, ma in generale altrimenti verremo durante i saldi. Di solito sì. Magari si trova qualche offerta, ecco, però sì, dipende dal tempo, ecco. Quando troviamo tempo veniamo a far compere, quindi in generale non sempre ai saldi, ecco. Cosa vi aspettate dai saldi?
E magari di comprare qualcosa di buona qualità e che ha un prezzo accessibile. Cosa aspettate? Vi aspettate dai saldi? Di fare tanto shopping, di comprare qualcosa di nuovo e... Già addocchiato qualcosa? Sì, magari qualche borsa, qualche vestito, magari anche per Capodanno se c'è qualcosa ancora come ultima spiaggia, magari si trova l'occasione. Con me cascate malissimo perché io ho fatto l'errore quest'anno di comprare tutto prima dei saldi. E quindi di solito però tutti gli anni, posso parlare solitamente, le aspettative, cioè il primo giorno di saldi io sono molto attiva, e cosa che farò probabilmente anche quest'anno, però non mi serve niente, quindi... Deve essere solamente un colpo di fulmine. Sì, esatto, perché poi io sono una così, entra, guarda, prende e va. Quindi non ho bisogno di niente, ecco, mi sono tolta tutti gli sfizi. Sono venuta a fare un giro giusto per vedere cosa c'è e vediamo la prossima settimana, mi sa che tornerò. Adesso aspetto un attimino, anche perché sono state le feste, quindi sono state delle spese che sì, abbiamo sostenuto, quindi aspettiamo i saldi. E comunque ha già addocchiato qualcosa? No, io no, ancora no, sto girando, sì. Tu non so se hai addocchiato qualcosa. Lei ha addocchiato qualcosa? No, e prenderò ferie per fare i saldi la prossima settimana. Si rinforza l'alleanza fra Regione Friuli Venezia Giulia e Confindustria Udine per la promozione della salute negli ambienti di lavoro, con un progetto pianificato su base triennale che permetterà di sviluppare buone prassi per il miglioramento della salute dei lavoratori. Le imprese aderenti otterranno la certificazione come luogo di lavoro che promuove la salute e il benessere. Oggi la firma che impegna Regione e Confindustria Udine con i due vicepresidenti Riccardi e Mareschi Danieli. Promozione della salute nei luoghi di lavoro, si rinforza la collaborazione tra Confindustria Udine e Regione con quali obiettivi e quali progetti? Gli obiettivi sono sempre quelli della competitività per la creazione di valore da distribuire. In che senso? In questo caso attraverso il miglioramento della salute e della qualità di vita dei nostri collaboratori. Risorse umane che sono fattore critico di successo per le nostre imprese, e conseguentemente abbiamo pensato di entrare in degli ambiti che solitamente erano lasciati al nucleo familiare, per esempio l'alimentazione sana. Noi vogliamo creare delle good practice che poi possano essere portate in famiglia e possano essere portate avanti dai genitori verso i figli, e così in maniera continuativa. Non solo alimentazione, attività fisica assolutamente fondamentale per una salute di lungo periodo. Parliamo anche di tempo, equilibrio fra attività lavorativa e attività familiare. Sappiamo che oggi questo è un qualcosa che non viene sempre rispettato e che crea un grosso livello di stress ai nostri collaboratori. Facciamo in modo di creare una buona pratica, un metodo anche in questo caso da far seguire a tutte le nostre imprese, e da qua al contrasto all'utilizzo di alcolici, al contrasto all'utilizzo del tabacco, eccetera, come attraverso un protocollo che dura 3 anni e prevede un obbligo di implementazione di 2 di queste buone pratiche su 6 ogni anno, con il riconoscimento delle imprese virtuose, la premiazione delle migliori, e devo dire che stiamo facendo già uno screening per capire come le nostre imprese sono posizionate, direi molto bene. Sicuramente può mancare 1 su 6 o 2 su 6 di questi punti, ma in generale le nostre imprese sono più che attente ai propri collaboratori, che fra l'altro scarseggiano sempre di più, quindi mai come oggi diventa critico questo argomento. Sicuramente l'alleanza con il sistema confindustriale è determinante, perché tutte le persone che operano nei luoghi di lavoro sono dei cittadini che ovviamente possono godere di uno sforzo che ha a che fare con la prevenzione, cioè migliori stili di vita, migliori comportamenti, occasioni non determinate soltanto dall'apporto strutturale del contratto di lavoro. Quindi questo è uno sforzo che la Regione intende sostenere,
trova un'alleanza importante col sistema dell'impresa e in più, al pari di quello che noi pensiamo di dover fare anche con il sistema scolastico, c'è una grande questione legata all'appropriatezza dei percorsi di salute e quindi noi vogliamo, grazie a queste occasioni, consentire al cittadino la conoscenza migliore rispetto alle risposte dei suoi bisogni. È tempo di calendari e vi presentiamo quello del 2023 per raccontare il carcere di Udine e la sua ristrutturazione che partirà nei prossimi mesi. Oltre i muri, questo è il titolo ed è stato presentato all'interno dell'Istituto di Pena da Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti del Comune di Udine. Massimo Brianese, portavoce della Società della Ragione, che ha realizzato il calendario. Che tipo di calendario è e che cosa significa? Ma il calendario si intitola Oltre i muri. Noi da tempo abbiamo iniziato questo percorso che porterà alla costruzione, alla ristrutturazione di un carcere nuovo, con una nuova concezione qui in Via Spalato. Oggi lo vogliamo consegnare a tutte le parti interessate, a tutti i portatori di interesse, perché con l'inizio del 2023, si inizi a contare il tempo, a misurare il tempo in un luogo che di solito è senza tempo, il tempo che intercorre alla realizzazione dei nostri obiettivi. Questo è un giorno di festa, ma anche un giorno in cui si cominciano a misurare i tempi di ottenimento delle prospettive che ci siamo dati. È un'iniziativa che è nata da questa idea che ci sono molti calendari, alcuni anche stravaganti, e noi abbiamo pensato a un calendario che leghi il carcere e la Costituzione. 12 mesi, abbiamo scelto 12 articoli della Costituzione fondamentali anche in relazione ai diritti di un'istituzione che è chiusa e che va aperta. E quindi un calendario che ricorda cose anche terribili della resistenza, e quindi i partigiani fucilati. Qui in questo carcere c'è una targa e nel mese di aprile viene proprio ricordata questa immagine. E poi vi sono altre immagini importanti, poesie significative, articoli della Costituzione. Perché il calendario? Perché da gennaio inizia una nuova stagione. Qualcuno giorni fa ha detto: ma c'è un caso Udine. No, ci sono degli episodi disdicevoli, ma Udine vuole essere un modello del cambiamento. Tiziana Paolini, direttrice della casa circondariale di Udine. Nei prossimi mesi partiranno molti lavori, è un modo per sistemare dei problemi che il carcere ha. Esattamente, alla fine di gennaio partiranno i lavori di ristrutturazione del primo lotto, che interessa la sezione ex semiliberi, la sezione l'ex femminile. Quindi nella sezione femminile verranno creati spazi, attività trattamentali e culturali per i detenuti. Ed è previsto anche la ristrutturazione di un campo di calcio. Sono però già in fase di avvio i lavori e i progetti per quanto riguarda il secondo lotto. Quindi diciamo che l'istituto si sta rinnovando. Ecco. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 16:30. Buon pomeriggio.